Il pianto insistente di una piccina di 14 mesi squarcia il silenzio nella notte di Capodanno e sveglia i genitori che dormivano accanto a lei e si accorgono che la camera da letto è invasa da un fumo denso. A San Tommaso a Gordino si sono vissuti momenti di paura per l'incendio, di cui al momento se ne ignorano le cause, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il rogo si è sviluppato nel salotto dell'abitazione in cui la famiglia Carraro, veneziana di Pianiga, stava trascorrendo le vacanze. La chiamata al 115 ha scongiurato il peggio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, a mettere in salvo la famiglia, che precauzionalmente è stata portata all'ospedale di Agordo per monitorare le condizioni di salute provocate dall'inalazione del fumo. La baita è agibile, eccezion fatta per il salotto, e i danni fortunatamente sono limitati. È andata decisamente peggio in centro a Feltre, dove un incendio ha distrutto la pizzeria La Locanda. Le fiamme sono divampate all'alba del 1° gennaio, quando il locale era chiuso dopo una notte di festeggiamenti per Capodanno. Al momento pare esclusa l'origine dolosa del rogo, molto più probabile l'esplosione di alcuni petardi che potrebbero essere finiti fortuitamente all'interno del locale. Il giorno dopo il titolare a stento riesce a trattenere le lacrime. Lo stato d'animo è un po' a terra sicuramente, però vorrei tanto ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato grande solidarietà nei miei confronti. Da ieri è iniziato il lavoro di smassamento del materiale per aiutare la ripresa dell'attività nel più breve tempo possibile. Grande la solidarietà. L'amministrazione comunale ha reso disponibile per domani il campo sportivo di Nemeggio, dove dalle 17 Luca e il suo staff prepareranno pizza e piatti vari fino a esaurimento scorte. Ci rialzeremo perché non molliamo, teniamo il locale, teniamo la Feltre e ci rivedrete presto. Non so quanto presto, però ci rivedremo sicuramente.